Per alzata di mano, quanti di voi utilizzano il dialetto nella vita quotidiana? Tutti quasi. Chi non lo utilizza e parla frequentemente in italiano in casa? Quindi qualcuno c'è, esisti ancora. Questa rubrica sul dialetto, gli affezionati lo sanno, noi insistiamo un po', perché lungi da essere visioni, come abbiamo detto altre volte, politiche, strumentali, di cui francamente ce ne frega zero, non perché non siano importanti quelle ragioni, ma perché è evidente che in un gruppo così grande ci siano i votanti a sinistra, a destra, in mezzo e anche a fuori. Quindi avrebbe poco senso dare delle ragioni politiche, no? Il senso del dialetto. Quello che a noi invece interessa è che con questa piccola rubrica noi proviamo a riportare alla memoria delle espressioni del dialetto che piano piano, gioco forza, le stiamo perdendo. Perché le giovani generazioni sicuramente lo parlano meno, da un lato, dall'altro lato perché tutti voi parlare inglese, spagnolo e cinese, e dall'altro lato ancora, che ne è un terzo, dall'altro lato ancora è una tendenza che sicuramente avete incontrato, magari voi stessi siete così, pensate che il dialetto sia qualcosa da evitare, perché giustamente la lingua ufficiale è l'italiano, però si pensa che parlando dialetto si perde in qualche maniera, no? Si perde in qualche maniera l'autorità, l'autorevolezza quando si parla. Avete questa sensazione a volte, no? Non tutti, qualcuno ha questa sensazione, quindi che dice al figlio, sta parlando dialetto, parla italiano. Queste cose qua bislacche dal nostro punto di vista. Quindi noi siamo convinti, per farla breve, che riportare alla memoria delle espressioni possa essere una cosa sana, bella e anche fare magari un mezzo sorriso, ok? Quindi adesso vi chiederò per alzata di mano ogni volta se conoscete, se capite quello che dico. E come dico sempre, non stai a far finta perché vi vedo tutti, anche altri. Boh. La prima, come si va a comportare? La ghina fatto aio, e fin qua, come sempre, vi vedo bravetti. Traduco, per la gente di Ragusa, albanese o afghana. Come si è comportata? Ha fatto un casino, va bene? Fatto aio, ha fatto un casino, non rende al 100%, viene fatto straie, che c'è sempre dietro, e poi però comunque ci siamo capiti. Prossima, qua alziamo il livello. Avardavo, la tenegada na sgucciarà, diciamo sì, bravi, traduco. Guardavo, te ne ha dato una cucchiaiata, perché il cucciaro si può chiamare anche avevi detto bene però avevi detto bene, ottimo. Prossima, ciao tranquillo lui, e si arriva a mesobotto, si sempre bravi. Ehi, ciò, mi piace tanto ehi, mi piace ciò. Ehi, rende mia tanto messo. Ehi, tranquillo lui, è arrivato all'1:30, giusto? Prossima. Zio bon o no? Abbiamo che aspetta che se sorriso, dopo te dico. Sorriso, dal verbo sorare so. Sorarsi è un intransitivo. Ciao, e si complicati però. Traduco. Ma è buono o no? Bisogna bisogna che attenda che si raffreddi, poi ti dico. Ok? Ho fatto questi due congiuntivi in fiago 2 anni. Grazie. Dei congiuntivi che ho messo dopo 2 anni. Prossima, questa voglio proprio vedere. Beh, i vecchiotti diversamente giovani lo sa, ma Sodrio pensare a me nonno col supiaoro, che anche se è una bella parola da dire, proviamo a dirla insieme. 1, 2, 3, supiaoro. Sembra poco bene. Supiaoro. Traduco. Sto pensando a mio nonno con la
Da ossigeno, suppia, c'è niente lì, no? Prossima. Qua se veste di bianco la metto io ci. Tu io ci. Che non sembra una parola, però tu io ci. Traduco. Quando si veste di bianco mi abbaglia. Tu io ci. Prossima. Sagalo che tira sul sirache e gaccia pana succonante a trave. Succonà, ma anche sirache o sarache in certe zone del Vicentino, vero? Sirache, chi si che capire per alzata di mano? Chi c'è qualcuno che dice sarache? Vitto chi è? I sei foresti questi? Da dove sia? Da Vicenza e gli altri? Perché secondo me sarache effettivamente sei un po' più giù. Un'altra diciamo sirache. Porchedoni. Robe così, imprecazioni, vabbè. Traduco. Ho tradotto male, ma se devo capire. Cos'è che bestemmia? Ha sbattuto la testa contro la trave, perché è una succonà. No? Giusto? Prossima. Tocca la menta. Basta che non ho meschita addosso. Questa è difficile, perché se deve essere qualcosa del Meneghello, perché fa una teoria sola è scritto, perché dice, Meneghello, non Morgan, che scritto sia intraducibile. Ti segue? In italiano, scritto. La sei dura. Intanto traduco. Dove la metto? Dove la metta? L'importante è che non mi faccia schitti addosso, però se che pensai schitto sia uno scagassamento ma non massa, giusto? Se vero o no? Perché tutti usano schitta, ma noi siamo un'unità di misura, siamo uno schittino, una roba, si può capire. Prossima. Siamo tanti chive, ma il semos è solo uno. Però come vedi? Avete visto? Come che vedi? Una cosa se semo, una cosa se semo, e fa tutta la differenza in merito indietro, perché se dici stella non si mia stella, che semo, ma che se altri esempi che mi sono segnato, mese che se metà, no? E mese, dopo che se sesto pare senta far sesti, e sesto che se è sesto o no, giusto? Ma non si è finita. Cosa faretto? Faretto con l'E aperta, se è diverso dal faretto, che se è un piccolo faro, giusto? E quindi a volte mi viene da ridere su questa cosa, adesso non posso farvi a lunga, ma non avendo il papà veneto e avendo un papà sardo, un bastardio che prova a parlare il dialetto, mi fa sentire che sgana sarde, perché a volte viene fuori una parola che non ha alcun senso, semplicemente perché sbaglia accento, no? Vabbè. Prossima, anzi direi l'ultima, e come sempre, come che diciamo sempre, in particolare l'ultima che chiudiamo con eleganza, se soprattutto per i filosofi teoretici e per gli esperti di meccanica quantistica. In un parco un can cata un cavallo e che dice: ma perché va altri cavalli gavie e narise così grandi? E che altro che dice: prova a segnalizzarti qui soccoli. Anche questa è stupenda, proviamo a dirla: 1, 2, 3, sgnarisarte. Quanto bella sia questa? Traduco per chi che non ha capito. Che se qualcuno che non capisce il dialetto veneto? Ah, c'è gente che non capisce. Io che da scusarne perché siamo stati un po' troppo arrogantello. In un parco un cane trova un cavallo. Ma perché voi cavalli avete le narici così grandi, no? Prova te a scaccolarti con gli zoccoli, sgnarisarte, o anche in variante sgnarocarte. Mica avevo una vicina di casa, così ero piccolo, che la vecchia vicina di casa chiamava che altra, sgnarisa quella. Strano, ma non era il modo di dire la sgnarocca, era come dire sempre che si lamenta, una sgnarisa. Sa perché? Che annuncia. Sì, che esatto, una signalisa. Vabbè, bel applauso, grazie.